In pieno clima Covid-19, la dirigenza dell'Agragas, con a capo la presidente Sonia Giordano, ha voluto presentare la rosa dei calciatori messa a disposizione del tecnico palermitano Francesco Di Gaetano. Stampa, dirigenza, calciatori e per ovvie ragioni si sono ritrovati a debita distanza in sala stampa senza la presenza dei tifosi, che sicuramente avrebbero gradito partecipare. Ma si tratta di un appuntamento solo rimandato, per come ha assicurato la stessa Presidente, rinviando il tutto in attesa di tempi migliori. Dall'interessante conferenza stampa è anche emerso un fatto importante che potrebbe dare quella spinta necessaria per rendere la società più rafforzata sul piano economico ed organizzativo. A chiare lettere si è parlato del sempre più probabile ritorno in biancazzurro dell'ex patron Silvio Alessi, che si è visto in sala stampa ad ascoltare con interesse lo svolgersi della stessa. Matrimonio in vista? Sonia Giordano si augura di sì, ma oggi si può parlare senza ombra di dubbio di un avviato status di corteggiamento con sempre più probabile fidanzamento in vista. Ma ascoltiamo cosa ha riferito ai nostri microfoni la stessa Sonia Giordano, cui seguirà l'intervista con il tecnico Francesco Di Gaetano, che fa il punto sull'attuale situazione e sull'arrivo imminente di un esperto attaccante. Passi avanti sicuramente li stiamo già facendo, probabilmente come dicevo anche in conferenza magari un po' in sordina, però stiamo lavorando per arrivare dove è giusto che l'Acaraz debba arrivare, insomma, un po' alla volta. Cosa ci dice di Silvio Alessi? Cosa ci disse di? Silvio Alessi. Silvio Alessi vi dico che è mi sento di dire che oggi posso cominciare a parlare di un'amicizia e spero che lui quanto prima ritorni all'Akragas e mi affianchi, perché ho bisogno di persone come Silvio Alessi, non solamente per il calcio ma perché lui è una grande persona. L'ho conosciuto e devo dire che è un grande. Ha incontrato la squadra, cosa ha detto ai giocatori, lo staff tecnico? Verità, allora mi sono trovata nel campo, ho detto ai ragazzi, io non ho mai fatto presidente, non so cosa si dice ai ragazzi, vi dico in bocca al lupo, io vi difenderò sempre, vinciamo e si va avanti. Siamo qui che abbiamo un obiettivo, siamo qui per questo obiettivo che è ambizioso e quindi è giusto lavorare in una certa maniera per poi arrivare agli appuntamenti quelli importanti in buone condizioni e quindi fare di tutto per iniziare nel miglior modo possibile. Queste amichevole sono servite abbastanza per rimettersi in un clima, diciamo, un po' invocato in quello che potrebbe essere il campionato d'eccellenza. Sì, ma infatti le amichevoli le abbiamo fatte apposta contro squadre che lotteranno dall'altro lato per vincere, perché appunto volevamo capire realmente quali potessero essere le nostre potenzialità. Devo dire che comunque siamo una squadra che si sta costruendo bene e ha delle qualità importanti, quindi se dovessero arrivare, no, arriveranno altri giocatori che andranno sicuramente ad arricchire questa rosa e a dargli ulteriore qualità. Si parlava di un play basso e di un attaccante pronti a firmare. Sì, sono stati già individuati, almeno l'attaccante, domani dovrebbe arrivare in città, quindi poi è giusto che sarà il direttore sportivo a comunicarvelo e quindi già sarà disponibile anche per i prossimi allenamenti che ci saranno. Mister, che calcio proverà a far giocare l'Akragas? Il calcio a me ti posso dire che piace, una squadra che tenga il possesso, sempre non fino a se stesso, ma comunque sia che sia una squadra paziente, senza forzare le giocate, ma allo stesso tempo mi piacerebbe avere una squadra cinica, quindi le occasioni che vai a creare comunque concretizzarne il più possibile. A me cioè, sarebbe riduttivo dire un calcio bello da vedere, ma è quello che forse un mio allenatore spera. Poi a volte riesce, a volte no, dipende da tanti fattori.